Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon giorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella mattinata del 28 maggio i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno rintracciato sulla strada provinciale 7 nel comune di Icona un 58enne della provincia di Milano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel settembre del 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, Ufficio Esecuzioni Penali. L'uomo dovrà espiare una pena detentiva della durata di 5 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento della multa di oltre 3.800 euro per usura aggravata in concorso commessa in provincia di Pavia tra il 2008 e il 2009. Al termine delle attività di rito, l'arrestato è stato portato nella casa circondariale di Venezia. Ancora cronaca. Nella serata di giovedì 23 maggio, personale del compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto ha arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di un documento identificativo falsificato. L'uomo si aggirava con fare sospetto all'interno della stazione di Venezia Mestre ed era già attenzionato in quanto sospettato di essere l'autore di un furto avvenuto a bordo di un convoglio ai danni di un viaggiatore. A seguito di un controllo, è stata scoperta la vera identità del soggetto, il quale è risultato gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e per false dichiarazioni sull'identità personale. Pertanto, il cittadino straniero è stato tratto in arresto e a seguito di giudizio direttissimo è stato condannato alla pena di 1 anno e 20 giorni. Inoltre, con l'avvicinarsi della stagione estiva, la Polizia Ferroviaria ha potenziato ulteriormente i servizi antiborseggio a bordo dei convogli, oltre che negli scali e nelle aree circostanti, i quali hanno portato nel corso delle trascorse 2 settimane all'individuazione e alla denuncia all'autorità giudiziaria per violazione al provvedimento del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Venezia di oltre 20 giovani donne, tutte originarie dell'Est Europa, già note alle forze dell'ordine in quanto gravate da numerosi precedenti di polizia per reati predatori, furti e borseggi per intenderci, che si aggiravano con fare sospetto tra i viaggiatori. Cambiamo argomento. In occasione del match Venezia Football Club Cremonese, i cancelli dello stadio apriranno alle 18:30 e si raccomanda a tutti i tifosi di raggiungere il Penzo con largo anticipo, al fine di evitare code all'ingresso. Essendo lo stadio sold out, i botteghini resteranno chiusi. Inoltre, i tifosi che hanno acquistato recentemente la supporters card del Venezia Football Club e che non l'hanno ancora ritirata potranno presentarsi allo stadio muniti di biglietto e con la stampa dell'email di conferma di acquisto della supporters card, in cui è presente il barcode con cui poter accedere allo stadio. Domani non sarà possibile ritirarla fisicamente al Penzo, le modalità di ritiro saranno comunicate dal club lagunare nei prossimi giorni. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.